Buongiorno, buona Padania, ben ritrovati con Alfredo Lissoni e con Andrea Ancona, capogruppo in zona 3 a Milano. Ciao Andrea. Ciao Alfredo, una buona domenica a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Padania Libera. Ecco, allora visto che hai parlato di ascoltatrici, sappiate che siamo in diretta su Google Plus o Google Più, a seconda di se lo diciamo in inglese o in padano, per cui ci potete seguire tramite YouTube. Quanti spettatori abbiamo già? Per ora 0. No, è una O che si sta mettendo dai, ma io ci vedo poco. È una O. È una O, 8.000 spettatori, esatto. 8.000, va bene, ok. Senti, mi sa che ci sono un bel po' di cosucce. Sì, no? sì, iniziamo come al sole della Padania, che titola il 25 maggio non fate gli Europirla, e c'è una foto di un convegno di Matteo Salvini nell'ambito del Bassa Eurotour, la tappa torinese. Salvini attacca i partiti complici nella follia della moneta unica. Renzi e Berlusconi, dice Salvini, sono la stessa cosa, l'unica soluzione alle europee è la Lega, e sul Premier rilancia: se mi dai 80 euro e poi me li togli dal conto corrente, dai risparmi, oppure me li richiedi come tassa sulla casa, non credo che ci sia da essere felici. E se poi il primo atto del Presidente del Consiglio è andare a rendere omaggio a Merkel, puntini puntini, e voi capite. Poi ancora Renzi a Parigi, un patto con lo sfiancato Hollande, il presidente francese, ma i conti li farà Berlino. E poi Crimea oggi alle urne, con l'Unione Europea che sanziona e si danneggia da sola, ovviamente, l'Unione Europea. A pagina 2, foto di Salvini col professor Borghi: uscire dall'euro è la nostra battaglia di liberazione. Borghi Aquilini smonta il dogma della moneta unica, troppo forte e distrugge il lavoro. Il professore strega la platea piemontese: c'è gente che scientemente vi sta affamando e vi sta togliendo il lavoro, e questo non possiamo più sopportarlo. Ancora dice Borghi, i partiti di governo sono tutti complici, più o meno ingenui o più o meno consapevoli di un meccanismo infernale che è ora di far saltare. Solo noi lo vogliamo davvero. E ancora sulla tappa torinese del Bassa Eurotour, Matteo Salvini attacca i partiti complici della loro follia. Renzi e Berlusconi sono la stessa cosa, la Lega è la soluzione. Dietro la moneta unica c'è anche il rischio di un pensiero unico. Ecco perché il 4 maggio sarà una puntata speciale con 200 bambini sul palco, perché la battaglia la facciamo per loro, e con 50.000 persone sul prato, perché la battaglia la dobbiamo fare noi. Queste sono le parole di Matteo Salvini. Cota con l'euro, le nostre imprese vivono il periodo più nero. A Torino più di 1.000 presenze nell'aula ATC per la tappa del Bassa Eurotour, con Matteo Salvini e il professor Borghi Aquilini. Dopo 4 anni la Lega a testa alta. Poi c'è Tobin profetico: la BCE non persegue alcuna politica, i paesi dell'euro soffrono. Il premio Tobin è un premio Nobel per l'economia del 1981, quindi non 1000 anni fa. Il premio gli fu conferito per la sua analisi dei mercati finanziari e delle loro relazioni con le decisioni di spesa, l'occupazione, la produzione e i prezzi. Insomma, un'analisi completa che dice che come diceva appunto Tobin, l'euro non persegue alcuna politica e i paesi dell'euro soffrono. E poi Camusso, lavoro sul governo, fuoco amico di Camusso e PD. Camusso, come sapete, è la segretaria della CGIL. Il segretario, dice qua, della CGIL torna a sparare a zero sui contratti a termine, botta in risposta con Poletti e Lupi. Fra i ribelli anche l'ex ministro Damiano. Si rischia di provocare un eccesso di flessibilità. E poi abbiamo una foto che insomma Renzi e Hollande, il presidente francese. Per Renzi un patto con Hollande, i conti li farà la Merkel. Il premier sull'Europa trova una sponda a Parigi, domani però lo attende la cancelliera. A rischio le coperture per il taglio IRPEF, perché ovviamente Merkel deciderà cosa dovrà fare Renzi sull'IRPEF, quindi tagliare l'IRPEF e far avere più soldi in busta paga ai lavoratori, piuttosto che no, lo decide la Merkel. E poi c'è
carino questa roba qua, il diario di un bimbo minchia, che non so chi sia questo bimbo minchia, e comunque lo leggo. Questa settimana ho fatto, magari lo capite da soli, io no, questa settimana ho fatto l'Italicum, anche se ce aveva addosso quelli del PD, che la menavano con sta storia della parità di genere, che sarebbe prevista allo statuto del PD. Ho disegnato tutte le slide della televendita a Palazzo Chigi, sono andato a porta da Vespa e poi finalmente sono partito per la gita a Parigi. Indovinate chi è bimbo minchia. Poi c'è ancora politica estera, Crimea al voto, ma le sanzioni UE saranno un boomerang. A Bruxelles ci si blocca sull'idea che il gas russo possa essere sostituito dallo shale gas americano, ma a dispetto di chi pensa di piegarli, i russi non si arrenderanno. E poi addio kebab, Farinetti che aveva detto che se vinceva Maroni lui si scappava dall'Italia, dalla Lombardia, dal mondo, da un po' tutto, e adesso ci ripensa. Farinetti aggiunge un posto per Maroni. Il patron di Italy chiede scusa per le sue sparate antilega durante la campagna elettorale e invita il presidente all'inaugurazione del nuovo store milanese. L'imprenditore dice la Lombardia è la regione più potente per quanto riguarda la produzione alimentare, però hai ben voluto ricattare i lombardi dicendo che se vinceva la Lega tu te ne andavi fuori dalle scarpe e non avresti più investito. Abbiamo visto quanto, oltretutto mi dicono che è un fedelissimo e di molto vicino, ma vicinissimo a Renzi, questo Farinetti, si vede che i due sanno cacciare bene le balle. Ci invadono, Corriere della Sera, truppe russe in Ucraina, tensione al confine della Crimea, gli USA, Mosca si fermi o ne risponderà, la mossa di Putin dopo aver bloccato una risoluzione ONU, oggi il referendum, l'allarme delle cancellerie occidentali. Il patto Renzi-Hollande, ora crescita e lavoro, dicono i due signori, uno che insomma lo vedremo allora, li vedremo tutti e due all'opera, insomma. Ecco, auto blu e uffici, tutti tagli alla sicurezza. Poi c'è a pagina 2 e 3 i carri armati in Crimea, parà e elicotteri russi in Ucraina, pardon. L'Ucraina in allarme, pronti a difenderci, occupata striscia di territorio oltre la Crimea, oggi il voto sulla secessione della penisola. E la NATO Varsavia chiede, la NATO protegga gli alleati, il ministro degli esteri Sikorsky, sono in gioco i valori europei. USA furiosi, scandaloso verso la cacciata dal G8, oggi consultazione di emergenza in Europa. E poi polizia e carabinieri, torniamo alle faccende di casa nostra, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, il piano per tagliare 700 milioni. Saranno soppressi oltre 300 uffici, sedi in affitto trasferite in caserme dismesse o in immobili del demanio, un investimento unico per il rinnovo del parco macchine. Praticamente meglio dare le caserme a chi deve fare sicurezza piuttosto che darle ai Rom, dal mio punto di vista. Lavoro flessibile apprendistato, sindacato divisi, la Camusso, via il decreto, in cambio discutiamo di contratto unico. Alfano no ai diktat CGL. Poi Casero, più detrazioni per i figli e meno tasse per gli autonomi, il vice ministro del nuovo centrodestra per la cronaca. La rivoluzione fiscale non finirà con i primi 80 euro nelle buste paghe di maggio. Notar bene che la busta paga di maggio ce l'avrete chi ha una busta paga a giugno, no? Per cui non penso proprio, dicono insomma, vedo un po' puzza di inganno, perché sul lavoro di maggio dovrebbero dire, perché la busta paga di maggio arriva in giugno. L'asse di Parigi tra Renzi e Hollande per una Europa senza austerity, scambio di complimenti e intesa su crescita e lavoro. Il Premier: non ci sarà lo sforamento del 3% di deficit. E ovviamente Napolitano dice la sua sulla crisi, per superarla l'Unione Europea è la via maestra. Poi sembra un balletto fra Renzi e Hollande, le riforme sul tavolo, poi la chiacchierata su Caterina De Medici. Caterina De Medici che cos'è? Un ministro? No? Parlano di cose
così, davanti alla drammaticità della situazione fanno un po' di storie, di cose, vabbè, fanno sfoggio di cultura, insomma. E poi interessante questo, attacco di Alfano. Alfano, come sapete, il presidente del nuovo centrodestra, attacco di Alfano a Forza Italia, né carne né pesce, votarla è inutile, dice Alfano, ovviamente riferendosi a Forza Italia. Tensione al Senato sull'Italicum, Brunetta, Renzi non gioca ai due forni. Poi facciamo gli auguri al ministro Franceschini, che è stato dimesso dall'ospedale di Udine dopo il malore di una settimana fa. Tanti auguri, signor ministro, e speriamo di averla come avversario e insomma, che sia un bel confronto, perché non ci piace, insomma, così, quando qualcuno ha dei problemi fisici non ci piace molto attaccarlo, anzi non ci piace per niente. Il Premier incalza i suoi, leggi chiavi prima delle europee. Chi vuol far saltare una svolta storica questa volta dovrà metterci la faccia. E poi Berlusconi alla sfida. Berlusconi, come sapete, si vuol candidare alle europee. Berlusconi alla sfida per candidarsi. Non lo farò a tutti i costi. I timori di ritorsione del PD sulle riforme. E poi ancora sempre lo stesso argomento, la corsa a ostacoli tra divieti, TAR e Cassazione. Le liste vanno presentate il 15-16 aprile, davanti a un no la strada difficile dei ricorsi, un no alla candidatura di Berlusconi, perché come sapete in Italia è interdetto dai pubblici uffici per 3 anni, bisogna vedere se vale anche per l'Europa, io di questo non ho certezza. Poi non poteva mancare Grillo. Grillo e i suoi in missione anti-Expo, vinco le europee, andrò io a Berlino. Il leader nei cantieri, non c'è niente e lascia spazio ai parlamentari. E poi vediamo se c'è qualcosa di interessante sul Corriere. L'America cede il controllo di Internet, la gestione di domini web passerà a un organismo internazionale. Questo non è molto interessante, come insomma l'arresto della Dama Bianca. Avete letto nei giorni scorsi una ex, diciamo così, signora che accompagnava Berlusconi nei suoi viaggi, è stata presa con qualche chilo di droga nei bagagli, ecco, e quindi qualche problema, insomma, qualche problema grosso. E visto che a me non piacciono gli spacciatori, chi guadagna sulla morte delle persone, gli auguro molti problemi e molto grossi. La ragazzina con i clienti, questo invece il marito dell'onorevole Alessandra Mussolini. La ragazzina con i clienti, ero infelice e pensavo è questione di un'ora, processo immediato per 6 persone, questo dice il signor Floriani, marito dell'Alessandra Mussolini, Mauro Floriani. E poi altre cose il Corriere non ce le racconta. Passiamo a un giornale di sinistra, La Repubblica. Oggi andiamo veloci con la rassegna stampa per poter aprire le linee più velocemente possibile e dar voce agli ascoltatori. Vi ricordo che chi non lo sa a memoria può prendere nota, ci potete chiamarlo 02 66 20 35 29 per intervenire quando apriremo le linee. La Repubblica, Renzi Hollande sfida la Merkel, il Premier a Berlino da alleato, non come uno studente che si fa interrogare, come si dice in latino, excusatio non petita, no, nessuno glielo dice, ma se lo dice da solo. Ecco, Kiev, i russi ci invadono, li colpiremo, a Mosca 50.000 in piazza contro Putin. E poi l'ultimo giallo del Boeing fantasma, il Boeing che è scomparso, volò 7 ore dopo l'uscita del radar e non si sa bene se il Boeing è precipitato o è stato dirottato. I russi ci invadono, pagina 2 della Repubblica, reagiremo, Crimea al voto tra sangue e tensioni, occupata una centrale del gas, oggi il referendum, dall'esito scontato. E poi c'è la vendetta di Putin contro l'Ucraina in una domenica che cambierà la storia. Kiev perde una regione, ma esulta per i 50.000 che a Mosca protestano contro lo zar. E ancora la grande paura dei paperoni russi, via i soldi da banche e borse occidentali. Lo Spiegel,
Mosca fuori dal G8, forse a Londra un vertice a 7. Insomma, la situazione è un po' complicata. E poi c'è ancora le foto di Hollande con Renzi a tavola davanti a dei bicchieri di sostanza bianca, non so se sia acqua piuttosto che vodka o grappa, e tutti e due guardano in cielo, ma io non so perché quando fanno le foto questi indicano sempre un punto lontano, non so, per far vedere che loro andranno in alto, vabbè, non si capisce. E qua le foto sempre abbracci, baci e dita che mostrano il cielo, magari un extraterrestre che li porti via, boh, speriamo. Renzi Hollande sfida la Merkel, non violeremo mai il tetto del 3%, ma stop al potere della tecnocrazia. Domani il premier a Berlino, alleato, non studente da interrogare, dice di se stesso, come abbiamo visto prima, Matteo Renzi. Palazzo Chigi sulla linea ortodossa, deficit più alto solo per investimento, non per meno tasse. Flessibilità per i figli, cambieremo il patto di stabilità interno per avere delle scuole degne di questo nome. Ci sta a cuore anche la stabilità dei nostri figli, che io aggiungo non hanno lavoro. E poi facciamoci sentire, Matteo Renzi arriva in un momento essenziale per l'Europa, alla vigilia del voto, Francia e Italia hanno più bisogno di far sentire la propria voce. Però ricordo che Merkel e Sarkozy andavano d'amore d'accordo contro l'Italia e segnatamente contro Berlusconi con quella risata beffarda, però Berlusconi è andato via abbastanza in fretta, poi l'ha seguito a ruota Sarkozy. Alla Merkel piace l'audacia di Matteo Renzi, può dare una svolta, dice la Merkel, litigheremo sul patto? No, dice a questo punto qua, penso che sono le parole di Thomas Schmid, direttore del quotidiano tedesco Die Welt, non so bene il tedesco perché scusatemi la pronuncia. Litigheremo sul patto? No, Angela sa che alla lunga i compromessi sono preferibili a una posizione non sostenibile, visti i rapporti di forza, timori, qua non c'è punteggiatura, scusate, timori per la candidatura di Berlusconi. Ecco, questo signor Thomas Schmid, i due, quindi si parla di Renzi e la Merkel, possono capirsi sui contenuti, ma la cancelliera è un osso duro da piegare. Sì. Vediamo un po' cosa ci dice. Il Jobs Act va bene così, tra 10 mesi vedrete i risultati. Poletti, preferisco misure efficaci a quelle giuste. Io ricordo, fra le altre cose, che quando Monti fece la sua prima manovra, da tutto il mondo, soprattutto dall'America, la definirono una manovra poderosa. Oggi la Merkel dice piace l'audacia di Matteo, quindi ci siamo, come dire, il film, ridanno lo stesso film, si ripete il film, insomma. Poi c'è Landini, che è il leader della FIOM, che è il sindacato della CDA dei metalmeccanici. TFR in busta paga, dice, quindi dare la liquidazione, la cosiddetta liquidazione la vuole in busta paga, e il PD si spacca. Il TFR in busta paga comunque sarebbe un bel problema per gli imprenditori, soprattutto quelli piccoli. Alimentari, trasporti e abiti, le famiglie spenderanno così 9 miliardi del bonus IRPEF, le stime della CGA con i dati di Banca Italia, con uno schema su come insomma, questi 8.860 milioni sarebbero spesi o dovrebbero essere spesi. Forza Italia rilancia la grazia, milioni di firme per Berlusconi, rissa con Alfano sul voto utile, iniziativa della Santanchè, eppure ritorna, andremo al Quirinale, botta e risposta, né carne né pesce, dice Alfano. Forza Italia ha una linea politica, né carne né pesce, non governa e nemmeno fa opposizioni. Quello è il vero voto inutile. Poi invece sembra, quando non si capisce bene, ripeto, Repubblica un po' criptica nei suoi cosi, sbarramento, questo penso lo dica invece Forza Italia. Alfano, di lui è inutile parlare, ci penserà la sola di sbarramento a decidere la sorte del suo partito. Tra le altre cose, io ti ricordo, caro Alfano,
ti rendo noto che se Berlusconi scende veramente in campo in prima persona oppure no, ma comunque ci mette soldi, campagna elettorale c'è, ti asfalta, prendi lo 0, pipa per cento, non ti conviene alzare troppo la testa, sta buon. Il Partito Democratico, Renzi irriverente ma sulla rotta giusta, devi evitare la tentazione plebiscitaria. Cooper lo sapete che era uno degli sfidanti delle primarie del PD, uno degli sfidanti di Renzi, se fallisce un dramma. Il Cavaliere in lista? Spero proprio di no. E poi ancora adesso c'è di scena di nuovo Beppe Grillo che si fa sentire. Grillo è il garante, dice il Movimento 5 Stelle, non il nostro padrone. In effetti è lui che decide chi espellere, chi no, chi tenere e chi no. E poi vabbè, è vero che a volte dice bisogna votare contro l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, di immigrazione clandestina, e poi in Parlamento i suoi parlamentari votano a favore, quindi fanno esattamente quello che gli pare, insomma. A Parma 300 con Pizzarotti, che ricordo il sindaco di Parma, il leader all'Expo di Milano invece, vinco e vado dalla Merkel, perché la Merkel ha bisogno della processione. E poi la polemica, Lazio, rissa e insulti all'assemblea del PD, i renziani contestano il nuovo presidente. Lo scontro degenera, Fassina dice dobbiamo chiedere scusa ai militanti. Un esponente legato al Premier trasferito in ospedale con ambulanza. Voilà. Ma poi siamo noi, i buzzurri, gli ignoranti, i cafoni, i razzisti, i violenti, siamo noi, no? La Lega. Invece loro sono dei gentiluomini che mandano tranquillamente i militanti che contestano l'ospedale. Aerofantasma è appunto la scomparsa dell'aereo, l'ultimo giallo è rimasto in volo per 7 ore, rispunta l'ipotesi di dirottamento, ma non si sa poi dove è finito per questo aereo. Disattivate le comunicazioni, perquisita la casa del pilota. Io non capisco perché si perquisita la casa del pilota, comunque lo sapranno loro. E poi c'è tutta una pagina dedicata ai noi al marito dell'Alessandro Mussolini, il brivido delle baby escort, così le carte mettono a nudo la rete dei manager a luci rosse. E una Lolita rideva, avevo paura, poi ho capito che sono tutti deficienti. Complimenti, ma forse Lolita ci ha azzeccato. Regista, come si è messi con la pubblicità? Il regista non mi sente. Vabbè. E poi lasciamo a questo punto con la Repubblica. Se il regista non mi taglia, quindi vuol dire che non ha bisogno di andare in onda con la pubblicità. Andiamo avanti con Libero, da Renzi a Esposito, i furbetti dell'affitto gratis. Premier e Comune di Firenze fa muro alla richiesta di chiarimento sull'attico in uso all'ex sindaco e la stampa stende una cortina di silenzio. Intanto pure il figlio del magistrato che condannò il Cavaliere, come vi ricordate, il molto discusso giudice che condannò Berlusconi, giudice Esposito. Don Mazzi, perdono gli assassini, ma non i giudici che perseguitano Berlusconi. Voilà. Così gli è successo Don Mazzi. Io, come voi sapete, leggo i giornali con voi per la prima volta, non ho tempo di leggerli prima, per cui mi stupisco, anche perché oggi facendo colazione ho visto che c'era Don Mazzi intervistato, però non sentivo, ero in un bar e non sentivo, l'aveva messo al minimo il volume. Sarà interessante da capire. Poi Forza Italia Napoletani, grazia per Silvio, chiede ovviamente Forza Italia, mobilitazione per raccogliere le firme. Invece molto più interessante, Zaia avverte Roma, il Veneto vuol fuggire dall'Italia. E poi l'urlo di Alba Dorata, noi 300 spartani contro la Troica. Vabbè. E poi vediamo all'interno, ecco, adesso il regista mi fa segno che la pubblicità incombe. Il pensiero, l'innovazione e poi finalmente la rivoluzione. È arrivata la Digital Radio per ascoltare la radio che ami di più con una qualità perfetta. Muoviti,
Muoviti a provare l'ascolto digital. Muoviti a sperimentare il suono che non ti abbandona mai. Muoviti a scoprire dove il servizio è già attivo su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Sei stato felice alla nascita di tuo figlio? Lo sei stato ancora di più quando è andato a abitare da solo. Sei stato felice al tuo matrimonio? Lo sei stato ancora di più quando hai trovato il vero amore. Il sorriso è la parte più bella di te. Proteggilo. Gli ambulatori Pentadent sono accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, con tariffe contenute e prestazioni di qualità. E per i più piccoli molte cure sono gratuite. Siamo a Milano, Sesto, Monza, Paderno, Novate, Cusano e Giussano. Per info 800 700 860. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcollan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Facciamoci un caffè padano, signori, di quelli buoni, profumati, con un aroma che non aroma, che non se ne va mai via. Il caffè padano da chi è prodotto? Da lui, Giampaolo, buongiorno! Buongiorno a tutti, è prodotto veramente in Padania, un prodotto made in Veneto. Ma attenzione, una cosa importantissima, chi beve caffè padano, non dimentichiamo che sostiene Radio Padania. Questa è la prima cosa importante, perché dovete fare subito l'800 22 20 20. E grazie a Radio Padania e al caffè padano, oggi per chi telefona con la prima fornitura di caffè, la macchina da caffè interamente prodotta in Padania vi verrà consegnata gratuitamente, per cui andiamo a risparmiare le 80, 100, 150 euro che costano mediamente le macchine fuori. Ma la cosa più bella è che abbiamo 22 qualità di prodotto, dai caffè aromatizzati alle tisane al caffè, ve lo faremo degustare e lo porteremo nelle vostre case. Questa è la cosa importante. Ma in più dovete sapere che chi beve caffè quotidianamente è passata l'epoca in cui si diceva che il caffè fa male, perché da uno studio recente fatto dall'Università di Padova si parla che il caffè fa bene al fegato, fa dimagrire, serve per la circolazione, per cui beviamo il caffè padano, perché oltre a dare un sostegno, una mano alla nostra meravigliosa radio, facciamo qualcosa anche per la nostra salute. E allora chiamiamo subito l'800 22 20 20, perché per i veri padani il caffè padano non può mancare nelle nostre case. E poi Sammy, tu che tutti i giorni ormai da un paio d'anni bevi il nostro caffè, vorrei sapere le persone che vengono in studio cosa dicono del nostro caffè. Sono sempre felici, è la prima cosa che ci chiedono, ma noi lo ricordiamo sempre, signori. Se non avete ancora assaggiato il caffè padano, venite a trovarci negli studi di Milano di Radio Padania e quando entrate, dopo averci dato la mano, ci chiedete il caffè padano. Vedrete che squisitezza. Grazie Giampaolo! Un saluto a tutti! E riprendiamo la rassegna stampa con il giornale, abbiamo visto la prima pagina, quindi la richiesta, riprendiamo l'affitto, i furbetti dell'affitto gratis, dicevamo, poi Don Mazzi che perdona gli assassini ma non i giudici che perseguitano Berlusconi, poi Forza Italia Napolitano chiede la grazia. Scusa un attimo, ma Don Mazzi non era quello che ha chiesto a Berlusconi di andare a pulire i cessi da lui? Magari ha capito che è finito di pulire i cessi. Gliel'ha puliti così bene che lo assolviamo. Però guarda il potere del cesso tante volte. Sai com'è? Censurate pure le bollette di Renzi. Il comune di Firenze vieta l'accesso ai dati della sua ex casa e la società che gestisce la raccolta dei rifiuti. Non dà informazioni per la privacy.
tace anche Carrai, il super consiglieri nel cui appartamento Matteo abitava. E beh, insomma, non bisogna svelare gli altarini. Questo, ma andiamo a scoprire che questo qua ne ha già fatto la sua tenera età molto più di Berlusconi. Perché se questo è l'inizio, chissà cosa c'è dopo. Appunto, è tutto da scoprire sto personaggio. La denuncia del senatore leghista: ho visto la First Lady con 4 auto blu, è la nuova First Lady ovviamente. Poi c'è le foto, le auto che avrebbero scortato Agnese Landini, moglie di Renzi, in zona Pantheon a Roma lo scorso mercoledì sera. Beh, insomma, si abituano subito, bene, dai. Lei che diceva no, non andremo a Roma, terremo la casa a Firenze, ci mancherebbe altro. Lui che è sindaco di Firenze, ricordiamo Renzi, perché poi magari i nostri ascoltatori, che sono le persone per bene, no? Anche chi, nostri ascoltatori, anche chi la pensa come, siccome sono persone per bene, a volte dimenticano che il signor Matteo Renzi è premio è una parola grossa, che la serie a Churchill, quella di premio, no? È primo ministro, è segretario del PD, Partito Democratico, SPC, lui che è democristiano, e in più è sindaco di Firenze. Quanta miseria, poverino, come fa a tirare a fine mese? Come disse Roberto Maroni, allora segretario della Lega, no? Un culo, una sedia, si vede che lui ha un panettone. È un triculo. Un triculo. E poi strano silenzio sui furbetti dell'affitto, ancora nessun chiarimento dal capo del governo sul programma, sulla permanenza nell'abitazione dell'amico imprenditore. Anche lui come Formigoni, Formigoni andava in ferie a spese, sembra, secondo l'accusa di imprenditore, e lui abita a casa dell'amico imprenditore. È giusto. E a parte Libero, i giornali che erano stati severissimi, ecco qua, non l'avevo letto, vedi, con Formigoni e Tremonti mettono la sordina, e perché, insomma, non è peccato. Ma insomma, Renzi è appena arrivato, gli vuoi permettere di farsi, cosa vuoi che sia, una villetta, un'auto blu, insomma, sì, anche più ma, sì, ma dai. Allora, il figlio del giudice, perché poi come sapete c'è un giudice che ha condannato Berlusconi, che mi pare che sia il giudice Esposito, il figlio di Esposito, che è PM anche lui, il figlio del giudice che condannò il Cavaliere e la casa a Milano pagata da 2 ditte. Insomma. Poi andiamo avanti, Matteo flirta con Hollande ma pensa già alla Merkel. A Parigi, prima tappa del tour del Premier, cambieremo l'Europa insieme, e domani vertice con la cancelliera per presentare le sue riforme. Ma in realtà è lei che gli ha detto devi far così, e lui gli fa vedere che ha fatto un copia e incolla della mail praticamente. Va bene, andiamo avanti. Il Premier vuole rottamare anche carabinieri e polizia. Il piano Cottarelli prevede tagli a caserme e presidi per risparmiare 600 milioni in 3 anni. Forze dell'ordine in rivolta, temiamo future mancate assunzioni. E poi ancora i sindacati divisi, la Camusso, leader della CGIL, boicotta il Job Act, che poi sarebbe il Jobs Act, ma fa niente. Bonanni, che è il segretario della CISL, Raffaele Bonanni, dice posizione ideologica. Quindi i sindacati sono già spaccati, perché questi qua, allora, diciamoci chiaramente, la CGIL conta molto di più, ha più iscritti, certo, è una questione di numero. Questi qua, poi oltretutto Angeletti, che è segretario della UIL, è votato da se stesso e dalla sua famiglia, perché in Quatergat, no? E l'altro, Bonanni ne ha un po' di più, però è chiaro che questi si fanno i fili governativi a prescindere di chi è al governo praticamente. Io da quando non c'è più Berlusconi non ho più visto uno sciopero generale che sia vero, uno sciopero vero, tranne a Milano di venerdì ci attaccano spesso e volentieri uno sciopero, non si sa bene per che cosa, no? Ma quello è lo sciopero del weekend, a parte che mercoledì ne fanno un altro. Sì, adesso hanno preso il mercoledì, hanno preso a fare, no? Si vede che l'azienda tranviaria, perché mi dicono dall'interno dell'ATM, quindi una notizia che ho dall'interno, come dire, l'ATM paga 1 milione di euro per i distaccamenti a tempo pieno dei sindacalisti. Ah, ecco. Ok, allora vuol dire che se tu mi lasci senza lavorare, no, mi paghi, io non posso troppo farti il mazzo, perché sennò mi dice rientro in ufficio.
o a guidare il tram o il metro, fare quel che devi fare nella tua mansione. A me è successo questo quando ero sindacalista al Banco Ambrosiano, perché abbiamo fatto sciopero oltranza sul contratto, per il contratto, mi hanno tagliato il stipendio del 70%, prendevo solo il 30%, ho detto benissimo, e noi andiamo avanti, finché abbiamo poi chiuso avvertenza a vantaggio per i lavoratori, e ci hanno pure detto scusateci, vi ridiamo i soldi, perché era contro la legge trattenerveli. No? Quindi voglio dire, amici miei, tenete duro se ci credete nel sindacato e nei lavoratori, se no cambiate mestiere. E Renzi annunciò 0 tasse per tutti, più pilo per tutti. È solo fantapolitica, ma lui sarebbe capace di pensarci. L'ex sindaco è un eversore che continua a scommettere su se stesso. La sfida finale è sulla trasformazione del Senato. Se la perde sarà ricordato come il premier che ci ha portato al disastro. E poi sembra che secondo le stime, non so chi, comunque secondo le stime, ci sarebbe un rilancio di 9 miliardi dei consumi con gli sgravi IRPEF, perché praticamente chi ha più soldi in busta paga, secondo le stime, comprerà di più ovviamente, però io credo che non si fa i conti col fatto che se uno è abituato a ristrettarsi, ha paura di tornarci, col cavolo che spende i soldi in più dopo, una volta che ce li ha cercherà di tenerli e di insomma, no? Chi ha vissuto una povertà per un po' di tempo, quando respira un po' si pensa su, per cui non penso che siano, non sono un economista ovviamente e non mi voglio tacciare per economista, però non penso che sia proprio tutto così. E poi mobilizzazione per la grazia a Silvio, la Santanchè, raccoglieremo milioni di firme, il Cavaliere vuol creare il partito delle vittime dei PM, poi c'è la foto della Rubi, protagonista, anche lei sicuramente anche lei vittima, poverina, vittima dei PM, tutti contro tutti nel centrodestra, parte la corsa al voto utile, cioè il voto utile, ognuno dice votate me che è un voto utile, però nessuno poi fa opposizione tranne che la Lega Nord, tanto per essere chiaro, perché questo è un dato di fatto. Forza Italia, lavoro sulle liste, Micichè e Fitto ancora in sospeso, mi sa che Fitto sta andando in disgrazia, Alcune certezze sono su Giovanni Totti e Licia Ronzulli. Pensi, Licia Ronzulli lavorava qua come infermiera al Riccardo Galeazzi, la conobbi e non sapevo chi fosse, me la ricordo come infermiera al Riccardo Galeazzi. Vabbè, Mazzi si converte, in effetti poi ci ho parlato e abbiamo ricordato i tempi, gli ho detto vabbè che ho conosciuto in quei tempi là. Vabbè, Don Mazzi si converte, assolvo gli assassini, non le toghe anti-cav. Mesi fa il religioso voleva ospitare Berlusconi per fargli pulire il bagno, ora cambia idea, è un perseguitato. Ma questo vale la pena leggere un po' il sottotitolo qua, Vorrei tanto aver Berlusconi, vorrei che facesse silenziosi e umili lavori manuali, a partire dalla pulizia del bagno, come quando non aveva tutto il potere a cui si è abituato ora, perché lui sapeva che Berlusconi puliva i cessi prima. Questo lo disse nell'ottobre 2013, tanto perché poi Don Mazzi, per carità, è anche diciamo così, un amico, mi ha fatto la prefazione al mio libro, però mi sa che ha un tantinello esagerato. Adesso marzo 2014, quindi adesso dice: è venuto il momento in cui tutti coloro che hanno giudicato Berlusconi si facciano un serio esame di coscienza. Parlare con lui farebbe bene ai ragazzi, perché punto perché insieme punto di domanda, è un uomo di valore, quindi è un uomo di valore. Va bene. Insomma, tu che non ci credevi, ti hai detto Don Mazzi, basta. Prima di riformare l'Europa, la finanza che ha eliminato i governi, prima di riformare l'Europa ci toglieranno tutti i risparmi. Il Premier dice: l'Unione Europea deve cambiare, dovremmo diventare come gli USA, con un debito unico e spesa produttiva. Invece il vero disegno è spopolare le famiglie. Ma non lo dice il Premier, il vero disegno, lo dice soltanto che l'Unione Europea deve cambiare, punto. Non si sa come glielo dirà Merkel, punto. Non c'è mica problemi. Poi i tedeschi contro i paesi in crisi, ma ci guadagnano 2,6 miliardi. Poi ancora, attento Renzi, il Veneto vuole scappare, da oggi il referendum per l'indipendenza. Zaia dice: le rivoluzioni nascono dalla fame, e ci siamo, abbiamo bussato gentilmente a Roma, adesso sfondiamo la porta.
e bravo Zaia, che è una persona che veramente io non pensavo, Zaia è veramente bravo, l'ho sentito un po' di volte, è un grande. Vabbè, all'Expo slogan anti-Merkel, 4 gatti per Grilli a Milano, parte col flop la campagna elettorale e in effetti c'è Grillo che riceve il tapiro da 16 alla notizia, Beppe Grillo all'uscita della trattoria alla Grande nel quartiere di Baggio a Milano, dove ha pranzato con un ragazzo e una ragazza dopo aver visitato con una delegazione di parlamentari e consiglieri del Movimento 5 Stelle il cantiere dell'Expo 2015. In centro ha poi avuto il primo comizio, poi ottenuto il primo comizio in vista delle europee. Non si sono viste le folle oceaniche di qualche mese fa. Molti erano operatori e giornalisti, molti erano della Digos, molti erano della polizia, qualche militare, e così siamo arrivati a 200 persone. Poi Alba Dorata, intervista al leader di Alba Dorata, non mi avventuro a dire il cognome, tu puoi dirlo. Statopoulos, Leonidas Statopoulos. Statopoulos, va bene, c'è la foto di Statopoulos un po' inquietante. Sì, infatti, c'è dello Statopoulos. Ecco, dice l'Alba Dorata, noi come i 300 contro i persiani della Troica. Il dirigente del partito di estrema destra ellenico denuncia le trame di Bruxelles. Colpiscono la Grecia perché è la culla della democrazia, ma dopo tocca all'Italia, che non è certamente in questo momento la culla della democrazia. È il culo della democrazia. Statopoulos. Poi la Russia si perde la Crimea e prova a fregarsi si prende la Crimea e prova a fregarsi pure il resto. Scontato il risultato del referendum, Kiev accusa Mosca di aver avviato un'invasione militare a sud-est. Siamo pronti a reagire. E poi vediamo cosa ci regala ancora quella statua voluta da Ratzinger con Satana che insida San Pietro. Che brutta. No, beh, brutta sì, poi magari andremo a vedere che Satana non esiste o è un'altra cosa rispetto a questa figura. Vabbè, l'opera commissariata dal Papa Emerito inaugurata da Francesco pare mette in guardia dalla presenza di Lucifero in Vaticano e riapre il mistero sulle dimissioni, ma questi non diranno mai la verità, caro Alfredo. Benedetto finanzia 8 giovani imprenditori terremotati, donazione di 100.000 euro in Emilia. Bene, grazie. Bene. Censura barbarica contro la canzone di Ruggeri, il cantante era stato invitato dalla Bignardi, però poi mi hanno bloccato, il testo li ha imbarazzato, la Sete dice è stato un equivoco, poi non so, poi mi leggerò il testo e vi ne darò conto perché non... Sì, oddio, se si imbarazzano per una canzone di Ruggeri... ma sai, oggi come oggi non devi assolutamente disturbare il manovratore, cioè ogni cosa è un problema qua, Quando facciamo la satira su Berlusconi, Bossi, ancora adesso, da vigliacchi, perché prendono in giro fisicamente Umberto Bossi, c'è proprio da vigliacchi, Crozza sei un vigliacco. Fa niente, se qualcuno gli dice delle cose, qualche cosa che è un po' fuori da loro così rotta, allora censurano subito. Io musicologo non allineato, bocciato dai professori comunisti, il racconto di Paolo Isotta. Vabbè, insomma, poi credo che non ci sia niente di interessante sul Libero, niente di interessante, il giornale. Ecco, diciamo soltanto che su liberoquotidiano.it, quindi nella versione online, lanciano questo allarme perché sembrerebbe che Renzi voglia togliere le detrazioni a favore del coniuge a carico, quindi ora vedremo, il governo Renzi vuole cancellare le detrazioni per il coniuge a carico. Le donne devono essere incentivate a lavorare. Ammazza. Sì, ma quale lavoro se non c'è lavoro? Quale lavoro? A mia figlia hanno offerto un lavoro, sai quanto gli danno all'ora? 1 euro. Lo so. E poi dicono gli italiani non vogliono fare i lavori, 1 euro. Allora. E poi sempre Libero ha fatto i conti sui famosi 80 euro che ci lasceranno in busta paga, che per inciso sono soldi nostri che ci lasciano, non soldi che ci danno, poi ce li fregano con altre tasse.
Secondo Libero, chi godrà davvero del taglio dell'IRPEF? Una parte dei lavoratori che metteranno le mani sugli 80 euro sono gli immigrati. Il taglio dell'IRPEF andrà a beneficio di 1,7 milioni di immigrati, il 15% del totale dei lavoratori che godranno degli 80 euro promessi in busta paga dal 27 maggio. È la stima della Fondazione Leone Moresse. Perché risulta questa cosa? Perché guarda caso questi quasi 2 milioni di immigrati hanno dichiarato pochissimo. Quindi... certo, ma il fatto è che comunque se tu lavori 3 ore, 4 ore in regola e il resto in nero, è evidente che è una busta paga bassa, quindi avresti questo ritorno. Ma questo secondo me fa bene, perché i lavoratori poi tutti si accorgeranno che non ci sono questi 80 euro in più in busta paga e diranno: caro Renzi, hai bluffato. Ma scusa, chi c'è Renzi vicino? A 4 signori di colore. No, vabbè. No. Niente, non vedevo. Pensavo fosse una vecchia conoscenza. Si chiamano i nuovi italiani. Ah beh, allora siamo a posto. Va bene. Ricordo che tra poco apriremo le linee allo 02 66 20 35 29 e andiamo al giorno. Patto con il rigore, Renzi da Hollande, insieme cambieremo le regole UE. Domani tocca alla Merkel, intervista a Fitoussi, il nostro premier può essere l'uomo della svolta. Fitoussi mi pare che sia il deputato marocchino, mi pare. Sì. Fitoussi. Ma in siciliano Fituso vuol dire un'altra cosa. Fetoso. Ah, vabbè, ok. No, che poi c'è Ariana Querè. No. Invece razzisti, ve la siete presi con i siciliani. No, neanche come Monsieur Fitoussi. Ecco, esatto. Oh. Roma chiama Berlino e Parigi contro i populismi, stop al rigore, messaggio della Merkel prima del summit. Restiamo sotto il sottopercento rapporto deficit-PIL e speriamo che molti partiti, tranne la Lega, rimangano sotto il 3% delle votazioni, invece, come i nostri amici dell'NCD e poi Fratelli d'Italia e gli altri. Vabbè. Il Premier supera il test dell'Eliseo, anche perché più nei casini Hollande di Renzi, poi volendo vedere, non è che Hollande può tanto interrogare Renzi, asse per cambiare verso l'Unione Europea, Renzi e Hollande, adesso la priorità sono lavoro e crescita. I due leader si danno del tu e si abbracciano. Caro François, lavoriamo insieme nell'interesse dei nostri paesi. La cravatta, poi è bello, ma questo è il pettegolezzo di bassa lega. La cravatta, se Gucci, così ha risposto Matteo Renzi a François Hollande, che rompendo il ghiaccio all'inizio del loro primo incontro all'Eliseo gli ha fatto i complimenti per la cravatta. Renzi ha risposto: e di Gucci. Poverino. Vabbè, insomma, lasciamo perdere Gucci vabbè. Ma scusa, ma tutti questi comunisti, la Kyenge che serviva il pasto agli immigrati con quell'orologio che poi ha detto no, non è un Rolex da 20.000 euro, eccetera, eccetera, è un tarocco, quest'altro che va vestito di Gucci, come sono poveri, è poveri. Il partito del popolo. Esatto, poi c'è il balletto, l'abbraccio fra Renzi e Hollande. È bello perché le spettaculazioni il giornale, e poi c'è sempre come si chiama, Renzi che mostra la maglia di Gomez, giocatore della Fiorentina, poi Renzi con la moglie Agnese che va con 4-8 bue per fare la spesa, poi c'è Grillo che li manda a fanculo, che li manda a fanculo e fa il gesto dell'ombrello, saluti e baci eccetera. Qua anche i Pizzarotti, questo è Pizzarotti. Poi scusate, ho detto una gran cazzata, me lo dico addosso. Jean-Paul Fitoussi non è, io pensavo fosse il parlamentare marocchino, ma no, ma quello è Ciucri. Vabbè, mi sono sbagliato. Vabbè. Insegna alla Luis di Roma. Allora, per rimediare chiedo scusa al signor Fitoussi. Ma che cazzo è sto Fitoussi? Ma che ne so, io è Fitoussi, è Fitoussi, Fitu no, è Fitucce. Vabbè, insomma, è un economista, abbiamo appurato. Che cosa dice? All'Europa serve la cura. Allora non è un economista. Ma anche tu. Allora ditelo, non è un economista, è un farmacista che vende supposte. All'Europa Fitoussi vede la luce nell'austerità. Ma cazzo, ma tutti vedono la luce. Ma no, ma non è possibile. Padania misteriosa. Ma non vogliamo Padania misteriosa. Fitoussi vede la luce nell'austerità, l'economista,
il vostro premier può essere l'uomo della svolta, avanti Fitoussi. Senti, il giorno mi ha rotto. Andiamo. Ma scusa, non c'era Monti che vedeva la luce? Ma vedono tutti a Monti, Letta, tutti vedono la luce. Non è che siamo già morti e non ce l'hanno detto. Appunto, non lo so. Finiamo col giornale, no? Io mi affretto perché poi alle 10 apriamo le linee, così almeno diamo voce a delle persone un po' più intelligenti, questi che ci propinano. Allora, elezioni europee, disobbediamo, una firma per candidare Berlusconi. Ma a me viene in mente, perché con una mia amica ieri mi sono rivisto un pezzo di Qualunque Mente, ma essere a favore della legge è legale? Appunto. Non lo so, qua disobbediamo la legge, dicono io mi candido, va bene, insomma, poi vedremo, magari ha ragione lui, che si può candidare in Europa, non lo so io, francamente, Così ce lo togliamo dai piedi? Ma sì, no, non si sa, no, perché poi avrebbe l'immunità con gli europei, certo, e lui punta a questo, ovviamente. No. Il Made in Italy di Farinetti, operai romeni a 3 euro all'ora. Complimenti, Orser, complimenti. E poi Tribuni del Popolo, manipola la verità in televisione, Santoro condannato. La diffamazione è un'arte sottile, fatta di furbizie e apparenti ingenuità, di notizie taciute, tagli, allusioni e sapienti costruzioni. Quindi sembra che sia stato condannato Santoro, poi vedremo a pagina 9. E la Cassazione sconfessa il giudice del processo Ruby. Voilà. Il Tribunale di Milano ha condannato Berlusconi per la forma più grave di concussione, ma una sentenza della Suprema Corte svela l'errore e si allungano i tempi dell'appello. Io ho letto i tempi, ma tempi si allungano. Sì, si allungano i tempi dell'appello. Vabbè, Don Mazzi manda all'inferno, poi c'è una bella foto di Rubi che qua veramente fa la sua bella figurona. Don Mazzi manda all'inferno le toghe anti-Cav, l'anatema del sacerdote, mai perdono a chi ha condannato Berlusconi. No, ma io non lo capisco però, Don Mazzi. Io, guarda, lo vedevo quasi tutte le mattine al bar di Piazza Udine, no? Devo dire che è molto parco, un caffè, via a lavorare, eccetera, eccetera, no? Però io non ci vado più in quel bar lì per motivi, però. Senti, un attimo una cosa, perché io ricordo quando Travaglio in televisione aveva detto Berlusconi verrà condannato non tanto perché si è fatto sesso con la minore, che poi anche lì è tutto da dimostrare, che non credo che fossero lì con le telecamere di Mediaset, ma diceva il reato è quello della concussione, quindi hai fatto pressioni perché venisse liberata, a parte che poi non l'hanno liberata, quindi il reato non c'è, e difatti il giornale si sofferma su questo. Il tema è quello delle due forme di concussione, la concussione per costrizione già prevista dal codice penale e la concussione per induzione introdotta dalla legge Severino. La differenza tra le due è sottile, scrive il giornale, e il testo della Severino non aiuta a orientarsi molto, come al solito, poi quando si fanno le leggi non si capisce più un cazzo, come capire se un pubblico ufficiale costringe davvero qualcuno a pagare o a offrirgli altra utilità o se invece semplicemente lo convince a farlo con le buone approfittando della propria autorità. Nel caso specifico, quali argomenti o minacce esplicite o implicite avrebbe usato Berlusconi per fare sì che il capo di gabinetto della questura di Milano, Ostuni, liberasse Ruby la notte del 27 maggio 2010 affidandola a Nicole Minetti anziché a una comunità per minori a rischio, e quindi è poi su questo che si sono incartati, ma infatti ma la concussione e anche il plagio sono tutte cose difficili da dimostrare. Ma poi insomma secondo quella che era la ricostruzione dell'epoca lui aveva chiamato dicendo è la nipote di Mubarak, non ci ha creduto nessuno, ma non è, questa è concussione. Ma lui ci ha creduto però. Sì, lui ci ha creduto. Io posso svelarlo, adesso posso svelarlo. Lui dice che si ciulava la nipote di Mubarak. Ma allora io te lo dico, adesso si può svelare perché la persona non c'è più, purtroppo è scomparso. Quando è venuto qua l'onorevole Giorgio Sacquadagno, che era un collaboratore stretto di Berlusconi, mi confidava che Berlusconi ci credeva veramente, e lui diceva, guardi che l'hanno presa in giro, ma no, ti assicuro Giorgio è la nipote di Mubarak, lui ci ha creduto ed era geniale, perché poi francamente Sacquadagno a noi le palle perché ci doveva raccontare, no? Non c'era motivo, non c'era motivo proprio a noi, anche perché era in un momento di relax eccetera, non è che lo diceva. Adesso si può dire, quindi Berlusconi ci ha creduto veramente,
Ma conoscendo il personaggio Berlusconi, quello era capace veramente di dire: mi sono portato a letto sempre se l'abbia fatto la nipote di Mubarak, perché se ti ricordi, lui la Merkel ha la culone inchiavabile, poi era andato da una, mi pare norvegese, anche lì un premier, e l'ha un po' corteggiata, quindi lui ce l'ha sempre avuta sta cosa del seduttore italiano, esatto, che arriva, solo che stavolta gli è andata un po' male. No, vabbè, comunque sia. Poi c'è Berlusconi: non molla la mia candidatura, in gioco la democrazia, il Cavaliere conferma l'intenzione di correre alle europee, attesa per la decisione della Corte UE e Tribunale di sorveglianza. Poi, prima di andare in pubblicità al regista, leggo 5 commenti di questi personaggi e poi gli ascoltatori sceglieranno quale gli piace di più su Berlusconi che non molla la candidatura. Giovanni Toti, Forza Italia: l'unico voto utile è quello a Forza Italia per dare voce ai moderati. Poi Maurizio Lupi dell'NCD, ci sono dei bei personaggi qua. Berlusconi vuol candidarsi? Grazie a Dio noi siamo diversi, ma c'eri con lui fino a 2 mesi ma io non so, questa è la faccia veramente come. Poi Daniela Santanchè, Forza Italia: chiediamo la grazia a Napolitano per poter ricandidare Silvio Berlusconi. E poi c'è Felice Casson, ex giudice e parlamentare del PD: il PD non accetta una dichiarazione di guerra di questo tipo, lo dice lui che era un giudice proprio contrissimo. Poi l'unico, diciamo così, l'unico commento utile, visto che si parla di voto utile, Matteo Salvini, e dice: i dibattiti, il Cavaliere alle europee, il dibattito pro o contro Berlusconi ci hanno rotto. C'ha ragione. Perché non è l'argomento che risanerà e metterà a posto il paese. E invece, ecco, bravo. No, allora, visto che Renzi rimetterà a posto il paese, dicono che anche lui vede la luce, noi gli facciamo un piccolo regalino di 30 secondi. Tu hai visto la luce? La banda! Tu hai visto la luce? Lui ha visto la luce! Sì! Sì! Gesù Cristo ha compiuto il miracolo! Ha visto la luce! Ma era John Belushi nei Blues Brothers, sì. Completamente in coca fra le altre cose, quindi va bene. Anche lui? Belushi, sai. Lì nella regia. Hai mai sognato di ascoltare la radio con un suono perfetto? È arrivata la Digital Radio per ascoltare la radio che ami di più con una qualità perfetta. Muoviti a provare l'ascolto digital. Muoviti a sperimentare il suono che non ti abbandona mai. Muoviti a scoprire dove il servizio è già attivo su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 23 44 49. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22.
Benissimo, rieccoci in diretta. Il numero di telefono per intervenire, lo 0266203529, gli sms al 346 6427 756. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Posso parlare? Come no, ci dica. Allora, io sono Maria Carla da Bergamo. Sì. Allora, dire che Cross è un vigliacco è ancora poco. Io sono indignata da tanto tempo con Cross, perché io non riesco a capire come mai la Lega non interviene su questa cosa. È grave, ma io ce l'ho non solo con lui, anche con i vari direttori di rete, i conduttori e anche con quelli che sono lì, gli spettatori che applaudono e ridono. Io sono veramente indignata, ma io dico, ma cosa aspetta la Lega a richiamare questi individui tutti quanti? Perché non è possibile fare la satira su una persona ammalata, ma io dico, ma è possibile una roba del genere? Ma la Lega deve intervenire. Un'altra cosa, io non l'ho visto l'altra sera, però ci credo una signora che telefona qui perché è della Lega e telefona sempre. Ha visto Cross e ha parlato di Bossi e di Maroni. Ha detto che sono due ladri, praticamente ha fatto un discorso, alla fine dice, li ha paragonati a dei ladri. Ma io dico, ma non intervenite mai? Ma non è possibile, guardate che Cross è tanto tempo che fa le imitazioni a Bossi, ma non è possibile, è una cosa indegna. Grazie, salve. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. L'altra mattina c'era Capparini al telefono, io ho telefonato e poi alla fine è chiusa la trasmissione, è stato un casino di tempo al telefono, comunque diceva Totò e io pago. Volevo semplicemente fare due domande. Sì. Allora c'è stata la rivolta dei sindaci e non si è saputo più niente. E poi le firme, tutti gli sms che abbiamo mandato contro la clandestinità, che fine hanno fatto? Io vorrei sapere qualcosa in merito, anche tutte queste manifestazioni che facciamo, poi alla fine non si sa più niente. Questo, io sono contenta che siete voi alla radio, perché quando telefono al Morelli quello ha la chiusura della cornetta facile e non posso mai parlare. Datemi una risposta per favore, perché io ho fatto mandare degli sms da mio figlio e da altre persone che conosco e vorrei sapere alla fine cosa succederà con questi messaggi. Grazie, buongiorno. Quello che succede è né più nemmeno quello che ha fatto per esempio ora Beppe Grillo, anche se l'idea l'abbiamo avuta noi per primi, cioè viene tutto raccolto, che si tratti di sms, di lettere, di messaggi su Facebook, di firme ai referendum, e portato nelle sedi competenti, quindi alle province, alle regioni, per esempio nel caso del referendum del Veneto, quindi si va là dicendo qua ci sono, oramai siamo già arrivati a 200.000 firme, eccetera, eccetera, si va anche a Roma. Allora, il discorso è che Roma sostanzialmente tende a fregarsene abbastanza e si salvano col fatto che qui ogni 10 giorni cambiamo premier a momenti, e quindi si appigliano a questa cosa. Ma tenete presente che tutte le firme, tutte le cose che raccogliamo non ci danno soltanto il polso del nostro elettorato, della nostra base, ma ci serve per sbatterlo in faccia al governo romano ogni qualvolta pretende qualcosa. Questi fanno finta di niente, ma non potranno fare finta di niente in assoluto, perché per esempio ora col referendum del Veneto tutta la situazione verrà portata al Consiglio regionale del Veneto dicendo cari signori, questo si dirà all'opposizione, qui ci sono 200.000 e rotte firme perché ne stiamo raccogliendo ancora, non potete far finta di niente. Tutto questo materiale verrà portato anche in Europa, per questo è fondamentale vincere le europee, perché in buona sostanza se Roma fa finta di niente, bypassa la legge, calpesta la democrazia trasformando una repubblica parlamentare in una repubblica presidenziale, non permette ai cittadini di esprimere le proprie preferenze con il voto, per cui terzo governo di gente non eletta dal popolo, anche noi ci rivolgeremo ai tribunali internazionali, anche noi ci rivolgeremo all'Europa, per cui Renzi può andare tranquillamente in Europa a calarsi le braghe con la Merkel, ma noi andremo lì duri e compatti a dire allora signori, qui ci sono tot migliaia di sms che dicono limitiamo la circolazione degli immigrati clandestini in Italia, migliaia di firme che dicono il Veneto si vuole staccare, eccetera, eccetera. Ora, siccome grazie al cielo in questa battaglia non siamo solo noi, perché non è solo la Lega che va lì e ci ridono in faccia, ma è un sentimento diffuso anche dalla Francia a Marine Le Pen, piuttosto che dalla Catalogna, piuttosto che da tutta un'altra serie di paesi con rappresentanze differenti, magari anche molto diverse da noi, ma che ci seguono.
qualcosa sta succedendo, perché lo stesso Renzi sta cominciando a buttare lì qualche parola di macroregione, di federalismo a modo suo, per carità, e la stessa cosa sta facendo Grillo, quindi vuol dire che tutto questo lavoro non è stato inutile, stiamo facendo breccia molto lentamente, per carità, ma la stiamo facendo nel governo romano, che si rende conto che non può più continuare a fare i porci comodi. Loro ci provano, la battaglia sarà durissima, ma anche noi continuiamo, è faticosa, non pretendiamo che da un giorno all'altro il sistema possa cambiare, anche perché ci hanno boicottato in tutti i modi. Io ve lo dico da subito, attenzione che sotto elezioni si inventeranno qualche scandalo, che Andrea Ancona ha rubato 100.000 euro in Lecca Lecca o in mutande verdi, non lo so, cioè, si inventeranno qualcosa per cercare di diffamarci in tutti i modi, poi dopo 2 o 3 anni, come è successo con Boni, diranno no, ma non c'erano le prove, non abbiamo raccolto le fra prove. le altre cose, guarda, magari ci sono, poi parliamo, ti dico 2 parole su questa roba qua. Vabbè, allora prendiamo le altre telefonate. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Carmen Milano, buona domenica. Prima di tutto vi ringrazio per la possibilità almeno di uno sfogo. Io ho già chiamato altre volte, di questo mi scuso, però siccome nessuno si interessa, l'onorevole Renzi sta pensando tutti, ma anche lui ignora queste persone, ed abili al lavoro 270 euro al mese. Allora io sono riuscita ad avere il numero di Roma dell'onorevole, mi ha detto alle politiche sociali a Roma, si chiama onorevole Faraone Davide. Ho parlato con la segretaria e gli ho detto di occuparsi anche di queste persone, perché per chiunque, a destra, a sinistra, centro, chiunque sia, si deve riconoscere che dare 270 euro al mese a una persona che non è in grado di lavorare è una vergogna. Allora, se voi permettete, posso dare il numero, così chi si trova in queste condizioni telefoni? Sì, prego, lo dica lentamente, signora, così i nostri radioascoltatori hanno il tempo di segnarlo, dica. Allora, a me hanno dato questo riferimento, onorevole Faraone Davide del PD, 06 67 54 74 10. Signora, lei da dove chiama? Da Milano. Ecco, allora un consiglio, siccome io dei compagni del PD non mi fido, perché queste mi sembrano le classiche risposte di prammatica, tenga presente che in Regione Lombardia abbiamo il consigliere leghista Silvana Saita, che è sensibilissimo. Come aspetti che prendo nota? Ecco, lo prenda lei e tutti i nostri radioascoltatori, perché Regione Lombardia qualcosa può fare, anche se insomma stiamo mettendo soldi dappertutto come regione, quindi non so, prima o poi finiranno, però c'è Silvana Saita che è molto molto sensibile a tutti i temi del sociale e non promette a vanvera. Con questi del PD io qualche dubbio ce l'ho, però lei ha fatto bene, però magari rivolgetevi anche ai nostri, che è più facile avere una risposta vera e non una risposta politica. Grazie signora, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io telefono da Torino, Massimiliano. Volevo dire una cosa, lei parlava di sua figlia, del lavoro e via dicendo, €1 all'ora. Mi sembra un po' strano, però mio nipote, ingegnere, dopo 1 mese e mezzo che si è laureato, l'hanno preso alla Fiat. Dunque, la Fiat le fa fare adesso lunedì, martedì, mercoledì, giovedì a Melfi, venerdì e sabato a Torino, tutto spesato, viaggio, tutto spesato, a €690 al mese. 690 euro al mese, ingegnere. Perché il problema? Ormai adesso le paghe 6 o 7 euro all'ora sono paghe già, perché fate il conto, uno che incomincia a lavorare adesso a 8 ore al giorno, anche al sabato, che non vogliono più lavorare il sabato, fa uno stipendino abbastanza buono. È lì il problema. Allora io dico, ripeto, mio nipote ingegnere prende 690 euro al mese, ecco. La ringrazio, buongiorno. Grazie Sara. Sì, oddio, io trovo vergognoso che un ingegnere, quindi uno studente che si è fatto un mazzo incredibile all'università con un costo notevole, poi arriva a laurearsi in ingegneria, che è una delle più difficili, lo pagano una miseria. Per carità, lì c'è la scusa del non hai esperienza, però quello che diceva Andrea, mia figlia hanno offerto questa cifra, guardate che io 2 anni fa una famiglia siciliana, non leghisti assolutamente, mi hanno detto, ma lei della Lega ci può dare una mano? Io che potevo fare? Perché mio figlio è andato alla Mondadori, gli hanno offerto di vendere i libri per strada, credevo non esistesse più questo mestiere, e per €2 al giorno. Ho detto, cosa? Quindi
lo so che sembra fantascienza, anche io non ci ho creduto, però cioè, Andrea me ne dice una, quei signori mi dicono sostanzialmente la stessa cosa, allora c'è chi se ne approfitta. C'ho qua Farinetti, il patron di Italy, che assume a 3 euro all'ora, non lo diciamo, non lo dicono i giornali, e poi vuol dire, sono tutti bugiardi dei giornali, se si attacca qualcuno di sinistra va bene tutto, però questa è la realtà. Sentiamo altre telefonate, pronto? Sì, buongiorno. Sono Gianni da Milano, grazie all'ospitalità. Sono completamente d'accordo con quella signora di prima che diceva dove sono finiti, ma in effetti se questi non tengono in alcun conto le votazioni, diciamo, ufficiali, chiamiamole così, cosa volete che tengano conto delle firme raccolte in via, diciamo, quasi privata? Per cui ha ragione perfettamente quella signora, queste cose qui servono poco o nulla. Comunque, senta, mi scuso in anticipo per dire una parolaccia, ma mi dicevano degli amici stranieri, per fare le rivoluzioni ci vogliono i coglioni, non dei coglioni. Mi scuso di nuovo per la parolaccia. Grazie. Sono d'accordo. Allora, a che cosa servono le firme? Però attenzione, perché quando c'è stato il movimento dei forconi, che sembrava che dovessero cambiare il mondo, poi se ne sono fregati, anche se questi ci andavano sul pesante. Poi appena hanno toccato certe corporazioni come gli avvocati eccetera, sto parlando del precedente governo, e quelli hanno protestato, il governo si è cagato subito sotto e ha fatto marcia indietro, per cui non sono così d'accordo sul fatto che le firme non servano, e comincia a mettere lì 200.000 firme sul tavolo, quindi 200.000 elettori che possono voltare le spalle a un determinato partito, non so se poi se ne freghino così tanto. Poi abbiamo avuto però per mesi dei ritornelli, cosa fa la Lega e cosa fa la Lega e cosa fa la Lega. No? La Lega sente la gente, fa opinione, orienta anche l'opinione, cioè cerca di far capire, fa controinformazione, le firme servono a avere anche il polso della situazione, perché se io vado a fare un gazebo per una settimana e prendo 10 firme, vuol dire che quel che sto proponendo al popolo non va bene, o non mi sono spiegato bene, comunque il popolo non ha recepito. Punto. No? Il fatto di avere 200.000 firme vuol dire che quantomeno il popolo è d'accordo sulle posizioni della Lega. Questo è importante, molto importante invece. Questa storia solo Veneto, per inciso. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Abbassi la radio, per favore. Sì. Sono io, mi state facendo spendere un capitale. Dica signora. Perché sono in attesa sempre da un bel po'. Dica. Ecco, io volevo soltanto chiedere una cosa a chiunque fosse. Sì. Cioè, avete mai pensato alle pensioni degli infortunati? Cioè, io ho un figlio che ha avuto un infortunio grave, no, e prende 275 euro al mese. Come fa a campare se non ci sono io a mantenerlo? Infatti. Questo io volevo chiedere. Invece di regalare 80 euro al mese agli stranieri, non sarebbe opportuno cominciare a pensare agli italiani? Grazie. Sono io che mi sbaglio? No, ha perfettamente ragione signora, la ringrazio, solo che forse ha sbagliato radio, doveva dirlo a Radio Popolare, perché noi siamo quelli contrari a queste vergogne. Qua si taglia la pensione o si toglie ai nostri per poi regalare i soldi agli immigrati che fanno i furbetti e chissà perché sono sempre bisognosi, no? Uno dice ma cazzo, hanno la macchina, sono ben vestiti eccetera eccetera, telefono all'ultimo grido poi appunto, però chissà perché non guadagnano mai niente, come cazzo campano? Qualcuno ce lo sa spiegare? Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno Alfredo, Stefano della Sardegna. Ciao Stefano. Io sento un po' le telefonate, capisco, molta gente forse non sa bene cosa parla. Anche questo delle SMS che si mandano alla Lega. Purtroppo in Parlamento ci sono delle persone che non ne fotte un cazzo delle SMS, ho detto chiaro e tondo. E poi c'è un'altra cosa, abbiamo un sacco di persone in Italia, nord, sud, centro, che sanno chi è il fidanzato di Manuel Arcuri, chi sta vincendo il Grande Fratello, chi poi la guarda alto, e poi quando vanno lì a votare non sanno chi votano, oppure danno il voto a una persona, che ne so, dicono mi sta sulle palle Berlusconi, mi sta sulle palle Letta, poi magari vota Pissello, un altro, cioè uno deve informarsi, almeno ci sono le votazioni europee adesso, spegni un po' il Grande Fratello, accendi il computer e guarda chi devi votare, guarda chi ti offre il programma migliore, guarda quello. Invece no, nessuno si informa di niente. E poi succedono queste cagate, ci troviamo un governo illegittimo con un Parlamento senza opposizione. Anche la Lega da sola non può fare granché, perché pochi parlamentari che c'ha, nessuno può pretendere che adesso riescono di nuovo a ristabilire il reato di clandestinità o altre cose. Sono pochi, se la gente non li appoggia non si va da nessuna parte, o sbaglio? No, hai perfettamente ragione invece, grazie. Ha fotografato appieno la situazione. Ma di più, Stefano, io odio la gente che dice che palle
anche quest'anno andiamo a votare, allora ci metti mezz'ora della tua vita, un'ora della tua vita, quanto tempo hai buttato a guardare Il Grande Fratello, Uomini e Donne e queste robe qua che sono inguardabili in televisione? Io non guardo la televisione, per cui non lo butto il tempo così, però che palle per governare il mio futuro, che palle andare a votare, no? Che poi mi lamento quando in Parlamento ci vanno quelli che ci vanno e dicono ma non se ne può più quella, giusto, non se ne può più, bene, cerca di cambiare. L'astensionismo non è figlio soltanto degli scandali eccetera o dell'antipolitica, è anche figlio del delegato, del disinteresse e della, come dire, la comodità del lamento, insomma, ecco. Sentiamo qualche altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno a tutti, sono Marina Galbenga. Buongiorno. Ascoltate, avete visto che le banche hanno sospeso, cioè hanno dato l'ordine di non trasmettere la Finso con Elena Sofia Ricci, che riguardava le banche di uno che si è bruciato vivo in una banca? E non la trasmettono, l'hanno sospesa perché danneggia le banche e quelle cose lì. Capito? Sì. Lo so. Grazie. Ma infatti questa è la libertà di informazione che abbiamo in Italia. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Viva Radio Padania, sono Gianni da Padova e sono un appassionato di storia. Argomento di cui nessuno parla, rinfresco un po' la storia. Anno 1857, elezioni in Piemonte, dopo pochissimi anni dalle famose leggi anticattoliche e anti-ecclesiastiche, vedasi Siccardi e Ratazzi. Hanno diritto di votare il 2,4% della popolazione, di cui il 60% va a votare, totale 69.000 elettori. Il Partito Cattolico ottiene il 40% dei voti con 60 deputati. Cavour è imbestialito, non vuole accettare la sconfitta e annulla l'elezione per 22 deputati. Allora cosa succede? Riferisce che c'è stata da parte dei cattolici una propaganda deleteria per le libertà. In poche parole, i cattolici accusano i liberali e i massoni di essere scomunicati per il loro odio anticattolico. Finisco. La cosa mi sembra che si ripeta attualmente con Gotha. Dopo 158 anni sono stati sconfitti e affermano cose assurde. La storia si ripete per la sinistra che è antidemocratica e intollerante. Buongiorno e viva la Padania libera. Grazie, ma in effetti la storia si ripete ciclicamente, quello che lascia tristi, così amareggiati, è che la popolazione non impara mai, è questo il guaio. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, siamo prontissimi. Buongiorno signora, ci dica. Senta, io volevo chiedere un'informazione, non so se sono in tema, perché io ho 76 anni, pago tutti i medicinali e sono invalida civile al 100%. Tutte le medicine che compro, io li devo pagare tutte, nel senso con i TIC. Io i salvavita, quelli della pressione, pago 2 euro alla scatola. Io volevo un'informazione da voi, se è possibile chiedere a qualcuno. Lei da dove chiama, signora? Io chiamo in provincia di Monza. Chiami in Regione Lombardia, chiami al gruppo della Lega in modo che le passino il consigliere. Ma una volta sono andata a una riunione dei ciechi e c'era Massimiliano Romeo che avevo parlato con lui e che poi mi diceva di portare tutti i documenti, ma dopo io con delle varie cose, dei dolori così, non ho potuto più andare lì a questa riunione dei ciechi che c'era a Monza. Ascolti, chiami domani pomeriggio. Non so, perché poi adesso io, anche se mi dà il numero, non ci vedo a scrivere, non ho la penna sotto mano, perché adesso mio marito è uscito a prendermi e io non posso più uscire da sola. E allora facciamo una cosa, signora, adesso io la ripasso al regista, cortesemente lasci lei il numero al regista, la faccio io chiamare, perché questa cosa che un invalido al 100% debba pagare comunque anche i 2 euro sui farmaci della pressione, io per esempio che soffro di pressione ma ho l'esenzione totale pur non essendo invalido al 100%, quindi mi sa che qualcuno... Sì, però paghi comunque qualcosa, il ticket lo paghi, Sì, vabbè, però... anch'io, no, tanto per dire, anch'io la pressione è alta, l'esenzione c'era, però qualcosa comunque paghi. Beh, comunque la facciamo parlare con i nostri consiglieri. Lasci il numero in regia, signora, grazie, vediamo di capire insomma se c'è qualche gabulo, se è tutto in realtà chiaro. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Mi senti? Sì, ciao.
Ok, buongiorno, buona Padania, scusi, sono da Reggio Emilia. Sì. Ho due cose da dirti. Allora, sulla Crimea, diciamo che quasi il 90% di tutti i russi, quando è stata regalata da Khrushchev la Crimea nel 60, in quegli anni lì. Sì. Perché il Kosovo l'hanno diviso, che ha sempre fatto parte della Serbia, storicamente, millenariamente, e la Crimea non ci stanno? Anche Putin si è tolto il sassolino dalla bocca, diciamo, perché in Kosovo l'hanno fregato, perché la Russia era contro, mi hai capito? Eppure in Kosovo ci abbiamo dato anche i nostri soldati contro la Serbia, contro i nostri aerei, diciamo. Allora c'hanno due pesi e due misure. Sempre, infatti. Mi ascolti di Sì, no? ma infatti Poi, sempre sono due pesi e due misure. Andiamo lì, io nero su bianco ho il 60% di abilità AUS e il 24% di INAIL. Sono 4 volte in 10 anni che l'INPS non me lo riconosce, perché innanzitutto devo mettere in discussione la professionalità di questi dottoressi che non sanno dove toccare per sentire un'ernia inguinale. Un altro medico legale dell'INPS non sa leggere le radiografie. Per me un medico legale deve sapere uno stato della media dei dottori. Cioè, mi hai capito? Allora, ce l'hanno con me perché dall'89 sono leghista, c'è qualcosa che non quadro, in 10 anni ho vinto la causa contro l'INPS, nel 2004, 2005 col tribunale, mi hanno rimandato a lavorare con un'ernia evidente fuori che mi inizio a prendere il titolo di 18 anni che non riuscivo a muovermi. Io faccio questa denuncia da Reggio Emilia, l'INPS di Reggio Emilia. Va bene, ti ringrazio, ma lì bisogna ringraziare anche Mario Monti che ha tagliato tantissimo e probabilmente aveva dato anche ordine di essere meno larghi nel concedere invalidità e quant'altro. Proprio il consiglio che io do, perché ho avuto lo stesso problema con mio padre che era veramente invalido, niente, non gliel'hanno riconosciuta. Dovete continuare a insistere, proprio essere martellanti, perché questi fanno i furbi e contano sul fatto e giocano sul fatto che molti poi si scocciano e lasciano perdere. Invece no, bisogna andare in fondo alla battaglia. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Marco da Spotorno. Sì. Senta, vi disturbo per un argomento che è forse diverso da quello che state trattando. Sì. E si tratta di questo. Nei dibattiti televisivi, spesso e volentieri, succede che la sinistra accusa la Lega di far parte di quel governo che ha accettato, ha firmato, eccetera, tutti i trattati europei e pertanto non debbono dire nulla perché loro queste cose le hanno volute. Sì. Ora, siccome mi risulta che non è vero, ma vedo che invece i rappresentanti non dicono nulla o non sono informati, bisognerebbe informarli questi che vanno in televisione, perché se non abbiamo firmato niente, che cazzo, siamo capaci di dirgli guarda che controlla, non è vero niente. Prima cosa. Seconda, c'è la questione di Catania, anche quella, i soldi mandati al sindaco di Catania che era il dottore di Berlusconi, eccetera, e che noi abbiamo approvato questa roba qui. Ma non erano soldi dello Stato, ma sono soldi che lo Stato ha anticipato e che poi sono stati, diciamo così, appianati dall'intervento europeo, cioè erano, come si chiamano, FAS, non lo ricordo più. Quindi anche questo è un argomento che taccano, buttano sempre in faccia e stanno lì come degli allocchi. Questo mi dispiace. Ecco, tutto lì. Grazie. Grazie. Salve, un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Monica da Brescia. Sì, buongiorno. Volevo dire una cosa sul fatto di andare a votare. Purtroppo qua in Italia quando si va a votare non cambia mai niente e purtroppo ci va di mezzo anche il referendum. Forse adesso con il referendum della Svizzera e dell'Ucraina gli italiani si renderanno conto che solo col referendum le cose possono cambiare. Grazie, buongiorno. Speriamo. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, ci dica. Buongiorno, sono Giussi, chiamo da Treviso. Sì, devo parlare sul discorso dei Salvini di ieri a Torino. Sì? È stato un discorso eccezionale, non ci sono paragoni con altri discorsi. Io da 3 anni, parlo del 57, che ho cominciato a cantare per i capi del governo, di quei tempi, le canzoncine, che qua succede solo una volta, forse andrà ancora avanti con le canzoncine, e mi sono abbastanza politizzato, però ho sentito migliaia e migliaia di discorsi di tutti i capi, di tutti i governi dell'est, dell'ovest, di tutti i capi di governo. Non ho mai sentito un discorso così plateale, bello, vero, logicamente incontestabile di Salvini. Va avanti sto signor Matteo, nostro Matteo Salvini naturalmente, con questi discorsi che fa svegliare la gente, invece gli altri vogliono dormire, far dormire la gente per non capire niente, a fare un discorso complesso di inganni che non praticamente per far dormire la gente. Invece lui ti dà una svegliata,
dobbiamo svegliare tutti quanti. Un discorso eccezionale storico, secondo me non ci sono altri discorsi dopo di lui, basta. Con lui siamo già a posto, non serve niente a discutere, a parlare o i giornali o la televisione, basta con lui e siamo a posto. Grazie. Grazie, buona giornata. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, Alfredo? Sì, buongiorno, ciao. È Claudia da Como che parla. Sì. Mi riaggancio al discorso della signora Silvana Saita. Siccome io ho un problema con mio marito è malato di sclerosi multipla, sì, e le hanno dato una medicina che lo aiuta notevolmente a camminare, muoversi, parlare e tante altre cose. Purtroppo questa medicina io la devo pagare, costa 450 euro. Non le dico la difficoltà che noi stiamo facendo perché siamo pensionati e quindi però lo facciamo. Volevo, se si può contattare, se è possibile, avere il numero, contattarla, un'email o qualcosa per ragionare e vedere se questa medicina si possa, perché io ho scritto in regione alla segreteria Maroni. No, ma non c'entra la segreteria di Maroni. Loro mi hanno detto che c'è una commissione medica che divide queste medicine, però questa medicina, allora io la compro, ma ci sono dietro di noi mille, io dico 1000, ma sono tante altre persone malate di sclerosi che non hanno la possibilità di usarla e non mi sembra giusto perché è in fascia C. So, è come un salvavita sta medicina, praticamente. E quindi, e poi ti senti dire quando vai in neurologia che ci sono extracomunitari malati di sclerosi che vengono curati con l'interferone, e l'interferone costa tanti soldi perché l'ha fatto anche mio marito e so cosa costa una puntura di interferone, supera i 1000 euro. Quindi io non, questo non è prima i nostri, poi si avanza agli altri. Questo è una cosa. Quindi se mi può dare un indirizzo, un numero di telefono, sì, mi dica. Prenda carta e penna perché dopo la pubblicità. C'è già tutto. Dopo la pubblicità vi do dei recapiti, vi spiego che cosa va fatto in questi casi. Va bene, grazie. Linea alla regia. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Lei, sempre solo lei. Ma come fa? Invitano tutti lei a ballare. Secondo me si è fatta un lifting. No, dici? Secondo me ha cambiato pettinatura. Niente lifting, niente cambi di pettinatura. Il vero fascino risiede in un sorriso, il sorriso di Pentadent. Gli ambulatori Pentadent sono accreditati con il Servizio Sanitario Regionale con tariffe contenute e prestazioni di qualità. E per i più piccoli molte cure sono gratuite. Siamo a Milano, Sesto, Monza, Paderno, Novate, Cusano e Giussano. Per info 800 700 860. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Benissimo, rieccoci in diretta. Allora vi spiego un attimino come funziona la cosa, perché se chiamate la segreteria di Maroni non è lui che segue la cosa, poi l'assessorato alla sanità tra l'altro è di Mantovani, quindi non è nemmeno del nostro gruppo. Quello che possono fare i consiglieri regionali della Lega è una mozione, quindi una richiesta durante il consiglio regionale per cui chiediamo per esempio che certi farmaci vengano messi in una fascia tale che i cittadini non debbano spendere, i cittadini lombardi, delle cifre esorbitanti. Per fare questo allora scrivete, vi do la mail, è silvana.saita, ripeto silvana.saita @consiglio.regione.lombardia.it. Lo so, è un po' lungo, ma silvana.saita
consiglio.regione.lombardia.it e fate presente questa cosa, perché si può fare una mozione invitando Maroni quindi a muoversi, bypassando nel caso Mantovani, e fare in modo che questi farmaci, insomma, quantomeno che siano a un prezzo abbordabile, che Regione Lombardia ci metta qualcosa, non che costino, cioè 1.000 euro una puntura è veramente fantascienza. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Alfredo. E se ricordi, signor Alfredo, il signor Berlusconi, quale adesso quello lì è presidente dell'Europeo, presidente del Senato Europeo, il signor Schulz, cosa gli aveva detto? Capo, si ricordi? Sarà la Lega, c'è un po' la memoria corta. Si ricorda che gli aveva detto Capo, che ha fatto una piccola discussione in Parlamento Europeo, e lui gli aveva detto Capo, il signor Berlusconi. E quello lì lo stiamo facendo pagare ai tedeschi, quei craponi lì, lo stanno facendo pagare, perché si aveva detto lei è un Capo. Sì, mi ricordo. Grazie. Salve, un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Alessandro da Bologna. Sì, salve. Anche qui nella Padania Rossa vi ascoltiamo con grande piacere. Dunque, io ieri sul giornale ho letto qualcosa sul Jobs Act di Renzi, una legge, insomma, che stando giudicando questo nome con i canoni della comunicazione moderna sembrerebbe una gran bazza, come si dice a Bologna, una legge che porta veramente delle innovazioni fantastiche. Poi, guardi gli articoli un po' più in dettaglio, in 3 anni è possibile assumere a tempo determinato con 8 rinnovi, quindi vuol dire che ogni contratto può avere una durata media di 4 mesi e mezzo. Cioè, queste sono norme veramente da fascismo finanziario, che favoriscono solamente le banche e i grossi gruppi industriali, distruggono i giovani, distruggono la classe media, distruggono una nazione intera. Questo è come la sinistra difende la classe media, distruggendola. Quindi alle europee votiamo tutti Lega Nord contro la dittatura finanziaria del PD, contro la dittatura finanziaria delle banche. Grazie per lo spazio che mi avete dedicato in questa trasmissione. Grazie, buona giornata. Stavo controllando anche il sito del gruppo Lega Nord in Regione Lombardia, c'è anche un'altra mail per Silvana Saita, la dico, dopo la ripeterò anche più lentamente, è silvana.santisisaita@consiglio.regionelombardia.it. Ripeto, silvana.santisisaita@consiglio.regione.lombardia.it. Provatele tutte e due, perché sono state attribuite anche delle nuove mail, insomma una delle due arriva, poi ma che vada, chiamate direttamente, però in Regione Lombardia, ma dovete chiedere del Pirellone, Palazzo Pirelli, non Palazzo Lombardia dove c'è Maroni, dovete cercare il gruppo consigliare. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Non è pronto? Sì, buongiorno, ci dica signora. Sì, ci dica, può parlare in diretta. Sì? Sì, signora? Non era diretta, va bene. Era differita. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Ci siamo, buongiorno. Allora, date l'email, ma la maggioranza delle persone che vi chiamano sono persone anziane, che non hanno lì il computer a portata di mano. Date un riferimento col numero telefonico, che arrivano prima, se no questa povera gente non risolve il suo problema. Il 6765 è il centralone della regione, poi ci sono un sacco di passaggi perché è tutto in automatico. Ditele queste cose, perché sennò questa gente si incazza e ha ragione. Quindi date il numero telefonico, il passaggio diretto, in modo che arrivino alle segreterie in modo giusto. In questo modo potete aiutarli, ma con l'email le persone anziane non ci arrivano, li fate tribulare e basta. Lo so. Grazie, sì, ha ragione il radioascoltatore, in realtà è mezz'ora che sto cercando su internet il numero di telefono diretto e non lo sto trovando, per questo non l'ho dato, perché se poi vi do il centralino, cioè lo 02-67651, sì, va bene, provate così, dovete chiedere del gruppo Lega Nord del consigliere Saita, il diretto onestamente non lo so, perché sono migliaia di numeri di telefono. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Silvia da Bologna. Sì.
Buongiorno, senta, no, io telefonavo solo per porre un quesito ai cosiddetti italioti o italiani, come si chiama, cioè, ma stiamo scherzando, cioè questo governo che appunto ci è stato imposto da una manovra di palazzo, sappiamo come, e chiaramente sulla stessa linea del precedente, comunque diciamo che essere nominati così non è proprio il massimo, ecco, voglio dire, piuttosto che essere eletti, cioè anzi sono stati eletti, è stato eletto dai quasi 2 milioni di personaggi che sono andati a votare alle primarie del PD, quindi abbiamo un personaggio messo lì da dente di un partito, ecco, questo è il quanto. Cioè, volevo fare una domanda, ma non si stanno accorgendo che questo progetto che ha questo toscano attuale nostro Presidente del Consiglio, cioè verrà foraggiato poi, cioè ti danno i famosi 80 euro o 70, quelli che saranno in busta paga, finanziati da un aumento, una mini ulteriore patrimoniale, cioè un aumento dal 20 al 26% sui risparmi di piccoli risparmiatori. Cioè io questo mi chiedo. E quell'altro signore di Agrigento che sta lì, è il leader di quel piccolo partito, Nuovo Centrodestra, che difende la sinistra di fatto perché è insieme, quindi ma insomma questo qui che dice che è il sentinella della, diciamo così, la sentinella lui delle tasse, ma che cavolo sta facendo? Cioè questo che io non capisco, gli italiani che non sono come addormentati. Buongiorno, grazie, scusa. Buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno. Alfredo, buongiorno, senti, dov'è che si va a firmare quella cosa contro la Fornero? Quella cosa contro la Fornero, sì. Dove si va a firmare? Hanno detto che bisogna dare tante firme per buttare giù la Fornero. L'ho sentito ieri da Salvini per Radio Padania. Ho capito, adesso diamo un'occhiatina, va bene, grazie, buona giornata. Sì, non so se sono già però disponibili i gazebo, perché è un'iniziativa a cui Salvini stava lavorando. Aspetta, mi segnalano la prima, vediamo. Ok, va bene, intanto prendiamo pure qualche altra telefonata mentre io guardo qui sulla Padania. Questa è di ieri. Ok, pronto? Pronto, sono Fernando dalla provincia di Bergamo. Sì. Buongiorno, io vorrei dare un suggerimento a tutti quelli che chiedono alla Lega perché, come mai, ma io voglio questo, io ho bisogno di qui, io ho bisogno... Ma chiamate quelli del PD o del PDL o di Forza Italia, chiamate quelli e diteglielo, noi non abbiamo più i diritti perché glieli dati agli altri, chiamate quelli della sinistra, non sono quelli della Lega da chiamare, ma sono quelli del PD, chiamate quelli del PD. Arrivederci, grazie. Grazie, buona giornata. Allora prendete carta e penna, perché io non ho i numeri diretti, ho numeri cellulari, ma non li posso dare ovviamente, dei consiglieri regionali. Allora, per contattare la Silvana Saita vi do il numero della segreteria del Consiglio regionale, del gruppo della Lega Nord Consiglio regionale, che è 0267 48 26 86. Ve lo ripeto, dopo lo ripeto ancora. Fatelo 0267 48 26 86, dopo lo ripetiamo ancora e chiedete di poter parlare con Silvana Saita, vi passeranno poi direttamente al suo ufficio. Intanto vediamo l'informazione che ci chiedeva la signora, ma pare che non sia già in pista. Comunque sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sono io in diretta? Sì, dica. Salve, parlavo della Russia e Ucraina e tra... Ma gli americani loro vogliono mettere sul confine le loro basi. Sono andati in Libia, hanno bombardato e sono andati via. Tra i francesi e gli inglesi hanno bombardato e adesso c'è un casino. Loro quelli vogliono mettere le basi davanti alla Russia, quello è sicuro al 100%. E loro hanno detto loro hanno fatto di tutto e di più e la Russia non può farlo perché anche la gente, giusto? La gente se vuole andare con la Russia può andare, no, loro no, non puoi, ma è pazzesco. E come in Italia, no? Identico, spaccato. Se vuoi andare via, no, non puoi, siamo noi i padroni. Lo so. Grazie, buona giornata. Un'altra telefonata, pronto? Poi il commento di Andrea anche. Pronto? 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 Sì. Buongiorno, sono Graziella da Gallarate. Sì. Innanzitutto vi ringrazio per il tempo che ci dedicate e come vedete anche noi quando chiedete il nostro aiuto ve lo diamo più che volentieri. Allora, ripeto anche a voi, ma che sia ascoltato però per cortesia. E scusi, vede, mi sto già un po' alterando perché veramente non è la prima volta che lo chiedo io e tanti altri leghisti. Fate dei manifesti per cortesia e dite tutto quello
che ci stanno facendo, perché noi vi diamo voci, ma ovviamente sapete che cosa ci rispondono ogni volta, perché tu sei leghista, eccetera eccetera, come se fosse il peccato originale. E poi un'altra cosa, fate dei volantini dove noi possiamo, noi leghisti andiamo a ritirarli, li paghiamo e li distribuiamo. Scusate se ho alterato un po' il tono della voce, ma sto sentendo molto questo problema, come tanti altri leghisti. E un'altra cosa, ecco, mi ero dimenticata, ma è mai possibile? A me non interessa essere così virtuosa, perché ho fatto una MOC recentemente e ho pagato 132 euro. Ma è giusto questo? È il bollo delle auto, per cortesia, non solo quelle, solo ai signori che hanno cambiato, insomma vabbè. Stiamo chiedendo tante cose, però giustamente, visto che ne mandiamo troppi di soldi a Roma, vediamo di trattenere un po' di più. Grazie, scusatemi ancora se ho alzato un po' la voce. No, grazie. Grazie, la signora ha perfettamente ragione. Il problema è che Roma ci ha tirato l'altra fregatura e combatteremo, che è stato di dare un taglio netto ai soldi che dovevano tornare in Regione Lombardia. Se non avessero fatto questa ennesima porcata, il bollo auto Marroni lo toglieva subito. Lo toglieremo, però è chiaro, cioè, se uno ha 100 lire e di botto gliene lasciano 80, devi far quadrare i conti con quelle 80. Quindi è questo che sta succedendo, per cui poco alla volta una serie di cose, tipo il bollo per i cinquantini, per i motocicli, così è stato tolto. Però, torno a dire, a Roma ci fanno queste porcate. Quello che chiedeva la signora della precedente telefonata, io qui non lo sto trovando nel sito istituzionale della Lega, quindi non avendone tra l'altro sentito parlare, immagino che sia una cosa ancora in fieri, quindi che faremo? Ne daremo notizia al momento opportuno, quando sarà possibile firmare anche contro la Fornero. Vi ricordo allora il numero di telefono del gruppo Lega Nord in Regione Lombardia, al Pirellone, per poter parlare con Silvana Saita. Fate questo numero, poi ve la fate passare telefonicamente, 0267 48 26 86, ripeto 0267 48 26 86. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ecco, Daniela Libera. Allora io direi a queste persone che hanno questi bisogni, ma scusate, in comune non c'è l'assistente sociale, non c'è l'assessore della sanità anche in comune, andate a rompere le scatole anche loro per sentire la risposta che vi danno. Mi sembra così logico. Il comune ci interessa o non ci interessa? Solo degli extra, lo so. Solo degli extra, ma bisogna star là in ufficio e dire io non vado fuori finché non mi dà una risposta giusta. Ha ragione signora, sono io ho sempre fatto così e ho ottenuto. Padania libero. Grazie, sì, però adesso c'è Pisapia, non so se sia così facile, perché quando c'erano gli altri di centrodestra qualcosa si otteneva con Pisapia. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buona Padania, sono Giorgio. Senti, io volevo fare un appello al nostro partito, al nostro movimento, perché effettivamente la maggioranza dei pensionati, che è numericamente molto molto elevata, no, potrebbe veramente cambiare le cose alle prossime elezioni. E perché? Perché allora abbiamo il partito che diceva amiamoci partite a porta, e poi sono spariti padre e figlio, che dicevano appunto che avrebbero pensato ai pensionati. Il pensionato è quello che prende sempre dei calci nelle gengive. Allora, a noi non è dato nessun aumento, a noi ci hanno bloccato, perché chiaramente ci hanno bloccato quella che poteva essere la rincorsa per quella che è l'inflazione. E siamo messi male. Il pensionato medio prende meno di 1.000 euro al mese, ovviamente bisogna riportare il tutto a quello che è stato il versamento, però tutto sommato, se altri invece possono prendere l'ira di Dio, dico, ma per quale motivo non pensano al pensionato che effettivamente potrebbe dare un apporto importante e soprattutto potrebbe essere trattato meglio, perché effettivamente nella sua vita ha dato e ha dato tanto. Per cui dico, un occhio di riguardo al pensionato e noi potremo veramente prendere dei risultati migliori e soprattutto fare un atto giusto e preciso. Buona Padania. Grazie, buona giornata. Io ringrazio Paolo di Vicenza che ci ha mandato un sms. Il referendum contro la riforma Fornero il 29 e 30 marzo ai gazebo della Lega, quindi 29 e 30 marzo naturalmente, poi vi daremo informazioni più dettagliate. Prendiamo le ultime due telefonate perché poi voglio sentire un commento di Andrea. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Maria da Torino. Sì. Ascolti, io penso che la cosa più preoccupante in questo momento, a parte la mia ignoranza, insomma,
è il fatto che i signori che stanno governando attualmente, con 1000 pretesti, 1000 stupidaggini in televisione, stanno rimbambendo la gente fino a che non ci saranno le elezioni europee, perché è già previsto, se non ricordo male, che svendano tutte le aziende pubbliche che fanno utili, tipo Eni, Enel, eccetera, quelle ancora rimaste. È già previsto che mettano tutti gli immobili in una sorta di trust dove la gente deve per forza metterci dei soldi, i cittadini di questo paese, e insomma dopo le elezioni stanno buoni, adesso fanno finta di dare 80 euro a tutti quanti, sono bravissimi, buonissimi. Appena le elezioni europee saranno terminate ci rovineranno del tutto, e a quel punto lì questo paese non sarà più in grado di rialzarsi. Questo bisognerebbe, penso io, da somma ignorante qual sono, dire tutti i giorni: state attenti perché questi dopo le elezioni europee ci massacreranno e non ci sarà più possibilità di rialzarci. Buongiorno. Grazie, buona giornata. L'ultima telefonata, pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Dica. Io la penso come quest'ultima donna che ha telefonato, uguale. Di mio posso dire questo: agli italiani di svegliarsi, non siamo in buone mani, siamo in mano a dei lupi. Noi in confronto a loro siamo degli perpetui agnellini. Grazie mille. Grazie, buona giornata. Italiani, svegliatevi. Grazie, ma a me piace ricordare un bel cartone di Disney, Abele l'agnel leone. Pensavano fosse un agnello, era un cucciolo di leone che era finito in mezzo agli agnelli, e quando sono arrivati i lupi li ha cacciati come si doveva. Velocemente qualche sms: ma l'Expo non è Expo Milano? Vedo che se non si interessa a Maroni, quella specie di sindaco, a che pensa ai fratelli Rom, ci scrive Lorenzo 199. Poi ancora il giornale.it dice che è inutile votare per l'Europa perché il Parlamento è una finzione, ma che gioco stanno giocando, scrive Clara da Sondrio. Poi Crimea, ma a casa loro non possono fare quel cavolo che vogliono, l'esempio di quello che ci faranno quando vorremo andarcene. E poi perché non è Bossi che non interviene, scrive Flavio da Torino. Poi ancora viva l'autodeterminazione dei popoli, viva la Crimea, viva la Padania, scrive Claudio da Trieste. Poi ancora, oggi a Brescia ci stanno irrorando aerei con scie chimiche grondanti, chissà che cosa, gli scettici basta che guardino in cielo adesso a Brescia, ci scrive Alex. Poi ancora, l'unione fa la forza, se le tante beghine snobbano la Lega poi si lamentano, la nostra radio non è uno sfogatoio, viva Salvini, viva Bossi, scrive Erminia da Vigevano. Poi ancora, forse avete ragione, Umberto se ne fotte di Crozza, scrive Flavio da Torino. Quando sento parlare di governo mi si drizzano i capelli, sto Renzi più che governare fa il bimbo minchia girando il mondo a nostre spese, per un paese di coglioni un minchia a governare, scrive Laura da Treviso. Beh, i conti tornano, no? Si è ricompattato il pezzo. Va bene, Andrea, te. Ma guarda, velocemente, dunque. Beh, hai qualche minuto, non velocemente. Sì, per quanto riguarda la Fornero, non è che si manda a casa il signor Fornero, che peraltro è già andata a casa di suo, ma con il referendum si vuole abolire dei pezzi a riforma Fornero, segnatamente quelli che hanno fatto gli esodati praticamente, no? che hanno fatto questo fenomeno, insomma, questa piaga degli esodati, prima cosa. Quindi invito anch'io tutti a firmare questo referendum che abolisce parte della legge Fornero, tutta la legge Fornero. La seconda cosa, su Crozza l'ho lanciata io la palla e ho visto che è tornata bene, nel senso che però c'è da dire questo, che non è che la Lega può passare il suo tempo a querelare tutti, no? Perché tutti i giorni ne abbiamo perduto. Però noi sappiamo che comunque la Lega sta querelando, e non facciamo dei grossi annunci, perché bisogna vedere poi, non è così quando uno querela una persona il giorno dopo questa viene condannata. Fra le altre cose è stato condannato Michele Santoro per diffamazione sul suo programma, di diffamazione nei confronti di qualcuno, mi pare di Forza Italia, di un onorevole di Forza Italia, e condannato a pagare, no? Ma al di là dei soldi comunque è importante la condanna, perché non è che in televisione o in radio, vedete, anche in radio noi evitiamo certe cose, cioè evitiamo perché poi si va verso la querela, noi e la radio. Per cui
Quindi per quanto riguarda Crozza, appunto l'ho detto che non, insomma, facciamo le cose che servono, ecco. Poi Marco da Spotorno diceva delle leggi che abbiamo voluto, prendeva a pretesto, diciamo, quel che dicevano altri, non era il suo parole, legge non volute, ma voi siete quelli che avete fatto questo, quest'altro. Beh, guardate, se io il 4%, l'8%, l'altro ha un 56% o un 54%, beh, io non ho voluto certe leggi, ma le ho subite, esatto. Questo sia ben chiaro. Anche perché, care signori che tanto contestate la Lega, e qua io mi incazzo, perché se voi andate a vedere chi ha votato queste leggi qua, l'ha votate anche la sinistra, quelle leggi che la Lega le ha subite, tant'è che via la Lega dal governo, quindi quando la Lega ha detto caro Berlusconi, no? Via la Lega, quindi quando Berlusconi ha fatto il governo con Monti, no? Ha fatto con il governo con Monti, cosa è successo? Che sono passate tutte le cose che con la Lega non passavano, esatto. Si è aperto il varco. Questa è la differenza fra una Lega al governo che limita i danni e una Lega fuori dal governo. L'avete provata? La Lega fuori, vi è piaciuta? Bene, non votatela. L'avete provato? Non vi è piaciuto la Lega fuori dal governo? Bene, votate Lega e dategli forza. E perché poi ancora un'altra cosa che volevo dire, è vero quel che dice, che ha detto l'ascoltatore prima, insomma questo Expo, io apro i giornali al mattino e vedo che se ne interessa solo Maroni, ma l'Expo è l'Expo di Milano, esatto. Non è l'Expo della Lombardia per definizione, poi impatta con tutta la Lombardia e volendo vedere anche con tutto il paese, perché adesso voglio vedere gli appalti chi li piglia, no? Quindi non è mica vero che perché il nord è egoista, poi gli appalti li prendono quelli del sud magari. E poi vi do una notizia che io spero non vi interessi, però ve la do. Ma sapete chi c'è, a che tempo che fa la trasmissione di Fabio Fazio, quello che è in ginocchio davanti ai potenti? Sì, quello di Fazio. Lui era il tizietto, miliardari che fanno i comunisti per insultare la gente e dire parolacce. Ecco, oggi ci sono due ospiti di centrodestra, di destra, marcatamente. Uno si chiama Pierluigi Bersani e l'altro Giovanni no, sono di sinistra. Ho sbagliato. Porca miseria. Sono di sinistra. E l'altro chi è? È Floris. Ah, il suo collega conduttore. Ma ecco, magari si chiamano seghe in famiglia. Ma sì, ma perché si devono dare ragione. Adesso bisogna suonare il gran cazzo a favore di Renzi, per cui tutto va bene, fra poco altri faranno le canzonette. Io vi saluto perché il regista... No, ma aspetta, dai, riusciamo a mandare ancora due telefonate proprio al volo, però prego tutti di essere veloci. Pronto? Ecco, questo velocissimo, ha già messo giù. Sentiamo l'altra allora. Andate anche l'altra? Vabbè, niente, per forza. Va bene, allora velocissimamente sono arrivati alcuni sms. Abolire gli studi di settore, Padania libera, ci scrive Paolo. Poi Zaia porti le nostre firme in giunta e mandi avanti la richiesta di votare il referendum anche senza le firme dei cattocomunisti nella giunta, tanto potrà valersi delle firme del futuro Stato Veneto libero e indipendente dei padani veneti, ci scrive Mary. E ancora, ogni animale soggiace alle regole del branco, fuori dubbio, con qualche variante per l'uomo, perché modifica in continuazione quelle regole, quindi dagli alla congiura che sconfigge la noia. Ostrega, ci scrive Gerardo da Sorico. Ebbene, qui mi viene da concludere pensando a un vecchio detto che era: povera Italia con tutto il suo regno, scarpe di tela e teste di legno. Oggi dovremmo dire povera Italia con tutto il suo andazzo. E mi fermo qui. Ecco. Comunque vi voglio anche anticipare che domenica prossima potrebbe esserci una gradita sorpresa per tutti gli appassionati di Padania Misteriosa, ve la confermo comunque domani pomeriggio alle 15:30, spero almeno di avere la risposta entro domani pomeriggio. Vabbè, vi aggiorneremo, tanto il tempo non manca. Andrea, grazie. Io ti saluto e saluto tutti i radioascoltatori, un abbraccio a tutti e a risentirci la prossima settimana. E vi lascio la bella rubrica Lombardia, amore mio, di Allarico Zeni. Grazie e buona Padania a tutti.